Buonasera e ben ritrovati con La Finestra. Buon sabato da parte nostra, perché siete qui a casa che ci state seguendo, spero comodi sul vostro divano. Di che cosa andiamo a parlare questa sera? Parliamo di terrorismo islamico e allora la domanda sorge spontanea: perché non lo si vuole sconfiggere? A chi fa comodo che tutta questa situazione continui ad esercitare questa pressione anche psicologica nei confronti dell'Europa e non solo? Abbiamo il piacere di ospitare in studio con noi, spero di dirlo in maniera corretta, Niang Boukar. L'ho detto giusto? Bene, buonasera. Della CGIL di Padova, benvenuto. Grazie. Il piacere di ospitare, qui mi metto subito sull'attenti, il generale del Corpo d'Armata della NATO, Antonio Cosma. Benvenuto generale. Mi devo spaventare, sto tranquilla questa sera? Sì? Assolutamente sì. Sì, allora, perfetto. Poi il piacere di ospitare in studio con noi Antonio Bressa, segretario cittadino del Partito Democratico di Padova. Benvenuto. Buonasera a tutti. Il piacere di ospitare in studio con noi Sergio Berlato, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Benvenuto anche a lei. Buonasera a lei e tutti i telespettatori. Serata intanto a tutti, perché poi ricordiamo, insomma, stiamo andando in onda di sera e speriamo, insomma, di farvi anche tanta compagnia. E il piacere di ospitare in studio con noi Emiliano Malerba, cattolico tradizionalista e non solo, perché poi fa parte anche del comitato, mi sembra, del Veneto Indipendente, giusto? Siete fondatori di questo insomma, comitato. E allora parliamo di terrorismo. Intanto giungono notizie che l'aereo precipitato della Egypt Air, che si è perso al largo di Karpathos, sia stato purtroppo vittima di un attacco terroristico. Insomma, queste sono le notizie che sono giunte finora. Poi, insomma, nel corso dei giorni si saprà meglio che cosa realmente è accaduto. E allora questi del califfato, del terrore, puntano a ovviamente minare le nostre certezze, le nostre libertà europee. E allora io vado subito dal nostro generale della NATO. Siamo qui a casa e ci stiamo chiedendo: ma com'è possibile che all'epoca della super intelligence, all'epoca dello smartphone, sanno anche cosa stai leggendo comodamente a casa con un po' di Google Maps, supponiamo, o comunque Google Earth, e insomma, e questi non si trovano, non sono mica tanti, sono 200.000 soldati, pare insomma, meno di 1 milione di persone. Generale. Quanto tempo? Ma insomma, non troppo, perché poi anche a casa la gente intanto fra un break e un altro si va a prendere un gelato, generale. In strettissima sintesi, il terrorismo islamico dura da Carlo Martello, pensi, che furono sconfitti gli islamici. Non mica fuori le crociate, no, generale, appunto, perché io ho detto che siamo una serata un po' più... No, prima delle crociate, Carlo Martello alla battaglia di Poitiers sconfisse appunto l'avanzata degli islamici, dei musulmani di allora. Poi a Lepanto nel 1571 furono sconfitti ancora e in pratica il terrorismo in grande islamico retrocesse definitivamente. Adesso ci riprova, da tanti anni ci riprova. E io, per non parlare di me, a fine anni 80, primi anni 90, sono stato il capo del controspionaggio e sicurezza del Comando Supremo della NATO, e ciò è messo NATO, giustamente. No? E già da allora, la prima volta che entrai nel mio ufficio, presi possesso della mia divisione operativa... Si è chiesto, ci saranno delle cimici sul mio ufficio? No, perché insomma era un posto un po' complicato il suo, no? No, c'erano un sacco di faldoni con tutti i nomi degli Hezbollah. Allora andavano di moda i Fedain, gli Hezbollah, che hanno cambiato nome, adesso si chiama ISIS che significa Islamic State, Siria e Iraq, ISIS. Se aveste visto il film Ritorno al futuro, capireste perché già da allora in quel film si parlava del libico cattivo islamico che voleva fare un attacco. Esatto. Da allora poi tutto è continuato. 10 passaporti di attentatori delle Torri Gemelle erano dell'Arabia Saudita. Quindi non si capisce bene chi ha voluto e perché ha voluto iniziare questo... Lei era là in un ufficio piuttosto importante, no? un po' importante, insomma, con tutte queste carte, con questi segreti. Ce lo rivela qualche segreto questa sera? Sì, possono, ormai è tutto passato di prescrizione. Sì, non c'è... Vabbè, allora adesso gliel'ha avuto là perché la faccio arrabbiare. Gli americani, quando hanno finito il filone russo, si sono buttati sul filone arabo. Ma è così, perché in effetti, diciamo, l'Occidente, e l'America e gli Stati Uniti in particolare, hanno bisogno di alimentare le loro fabbriche d'armi, mettiamola così, Westinghouse, Litton, senza le armi e senza il nemico avrebbero problemi. Gorbaciov, con la caduta del muro di Berlino, cosa disse a Reagan? Dice: sì, ci avete battuti, però vi ho tolto la soddisfazione di avere un nemico. Da allora in poi gli americani sono stati alla caccia di un altro nemico, l'hanno trovato nei terroristi.
poi si penserà alla Cina in un secondo tempo, ma per il momento lavoriamo con i terroristi. Allora, no, fra un po' anticiperemo, come sempre, prima della pubblicità per creare suspense, qualche novità, poco forse piacevole a questo punto. Certo. Berlato, l'ISIS sta perdendo terreno, ovviamente, si parla del 45% della perdita dei possedimenti dello Stato islamico nell'Iraq e in Siria tra il 16 e il 20%. Allora, mentre perde terreno e quindi perde forza, acquista invece forza e strategia del terrore in Europa, perché sono queste cellule impazzite. Può essere chiunque, una persona che sta andando al supermercato, uno che attende un treno, come abbiamo visto, chi prende la metropolitana, insomma minano le nostre certezze. Berlato. Ma che gli americani siano nemici dell'ISIS è tutto da dimostrare, considerando che la stessa Hillary Clinton ha detto chiaramente l'ISIS l'abbiamo creato noi, l'abbiamo finanziato noi. Non so se continuano a finanziarlo attraverso alcuni paesi arabi. Quello che siamo sicuri di poter dire è che il vero nemico dell'ISIS è Putin, perché se l'Europa avesse seguito Putin nelle sue iniziative, l'avesse rafforzato con una incisiva battaglia nei confronti del terrorismo, credo che la situazione sarebbe ben diversa. Quello che ha fatto Putin non l'ha fatto nessun altro. In Europa spesso si preferisce tentare di trattare la resa piuttosto che combattere il nemico per sconfiggerlo. Quindi su questa faccenda qua ci hanno creato uno stereotipo dove gli americani sono quelli che sono i guardiani del mondo. Ma spero che un giorno possa essere pubblicata la verità sugli attentati delle Torri Gemelle, che hanno dato carta bianca agli Stati Uniti per poter intervenire in tutte le parti del mondo con la scusa della battaglia contro il terrorismo. Tra l'altro, qui non siamo neanche all'epoca di ISIS, siamo in un altro momento, in un'altra questione. Poi sarà evoluto, capisco dove vuole andare a puntare. Cambia poco. Bisogna capire, cambia, la strategia è cambiata molto. Si sconfigge l'ISIS se si smette di finanziarlo. E i finanziamenti, come vediamo, arrivano da gran parte del mondo occidentale, per bene, ma non solo. Dovremmo cercarlo in Turchia, dovremmo cercarlo in Arabia Saudita. Abbiamo appena stretto l'accordo noi europei perché si tengano un po' controllata questa rotta balcanica in cambio di tante altre cose, insomma un passaporto più facilitato, visti e quant'altro. Bressa, allora noi stiamo vedendo queste immagini, tra l'altro rispetto al Al-Qaeda l'ISIS ha utilizzato proprio anche un linguaggio diverso, quasi televisivo, cinematografico, creando pathos, creando queste terribili esecuzioni che spaventano perché penetrano nella mente e negli occhi rimangono. Sì, beh, sembra che ci sia la stessa abilità che hanno i registi di Hollywood nelle inquadrature, negli effetti che vengono utilizzati per trasmettere questo messaggio di terrore radicale che poi viene diffuso attraverso il web fino all'Occidente. C'è evidentemente un'evoluzione rispetto a chi insomma ha fatto attentati terroristici nel corso della storia e negli ultimi anni, perché poi ha ragione il generale a ricordare che l'estremismo di matrice islamica ha una lunga storia alle spalle, per cui evidentemente anche se si sconfigge il singolo nemico di volta in volta c'è una grande partita di carattere politico-culturale che bisogna vincere nel tempo. Dopodiché, per venire diciamo alla questione principale che abbiamo iniziato ad affrontare, ecco, io non sono uno di quelli che crede fino in fondo alle teorie del complotto, anche se insomma bisogna sempre coltivare il dubbio. È vero che Putin e la Russia sta giocando un ruolo soprattutto sul terreno siriano, non da soli ma con le forze di Assad e soprattutto con le forze dell'Iran che sono presenti anche nel territorio siriano e iracheno, ma d'altra parte nel territorio iracheno ci sono le truppe americane, questa cosa non è che possiamo far finta di non vederla. La cosa che però gli americani non possono tollerare oggi è l'idea di mandare i militari con the boots on the ground, come dicono loro, con gli stivali per terra, esatto, perché io ricordo le parole del ministro della difesa, lo stesso che durante il mandato di Bush aveva mandato i soldati in Iraq e in Afghanistan e con un'opinione pubblica molto scossa per le morti dei militari aveva detto: se qualcuno dopo di me manderà ancora i nostri militari a morire in Medio Oriente dovete ricoverarli in ospedale. Questo anche per inquadrare queste elezioni che pesano, no? Vorrò vedere cosa succede a novembre, no? con l'elezione del nuovo presidente. Allora è chiaro che chi è a casa, che siamo qua, insomma, ci rendiamo conto che ci sono degli equilibri che sono dei fili che vengono tirati da delle personalità importanti. È così, Bobcar? Secondo lei c'è
Una trama ordita da insomma, delle grandi menti che organizzano queste lotte intestine anche fra le varie etnie, che cercano in qualche modo insomma, di far esplodere continuamente guerre e guerriglie. Sì, questo c'è stato dappertutto, anche in silenzio, di più in Africa purtroppo, perché se andiamo a verificare il passato dell'Africa, parlo dei ultimi 25 anni, i genocidi che sono successi lì sono frutto di quella politica, nel senso un gruppo armato che vuole potere, vuole soldi, che si fa. Tornando al tema di oggi, nel senso il terrorismo, io la vedo in due postazioni, diciamo, dagli anni 80 come era il terrorismo e oggi com'è. Dagli anni 80 molto spesso abbiamo parlato anche del libico che ci ricordiamo che aveva fatto con le stragi. Erano gente che facevano parte, diciamo, dei gruppi effettivamente dell'Islam musulmani che rivendicavano cose a torto e poi facevano esplodere e facevano queste stragi. Anche in quell'ora il terrorismo faceva paura a tutti. Oggi di più, perché? Perché dopo anni non si poteva pensare che uno si poteva esplodere a Madrid o a Londra o a Parigi e di più giovani che sono nati, cresciuti, che hanno frequentato le scuole dell'Occidente. Quindi abbiamo questo problema, nel senso i poteri grandi che hanno le armi che devono vendere e in cambio devono anche avere il petrolio, che vanno a portare la democrazia dove pensano che non c'è, però c'è petrolio e soldi, e che abbiamo notato che dovunque che hanno detto che portavano la democrazia, purtroppo quel territorio è rimasto sfasciato. E poi abbiamo un altro problema, nel senso i giovani che sono nati in Europa, cresciuti qua, che hanno avuto un'infanzia difficile, che sono cresciuti in uno stato di disagio così grave, che dopo trovano alternativa. Cioè, sta parlando adesso andiamo in pubblicità, sta parlando delle seconde e terze generazioni, sì. Ma avevamo già avuto qualche sentore con le balene francesi, qualcosa insomma si stava muovendo. Questa integrazione, forse il modello di integrazione europeo in questi tutti i paesi non ha funzionato proprio benissimo. Comunque mi è venuto in mente che già chi volava non può non dimenticarsi di Ustica, quindi noi col terrorismo ci siamo purtroppo confrontati spesso, vuoi che comunque abbiamo avuto quello nostro, ma anche perché abbiamo avuto gravissimi fatti di cronaca e ce lo ricordiamo tutti quanti, il volo dei TG, mi sembra, di Ustica, insomma è esploso in volo fra un caccia presumo americano. Lei qualche cartina ce l'ha, qualche cartina ce l'ha, e mi pare un aereo libico dove forse ci fosse pure Gheddafi a bordo. A dopo la pubblicità. Eccoci qui nuovamente con la finestra. Durante la pubblicità il generale Cosma mi ha spifferato qualche segreto anche un po' angosciante. Lei ce l'ha con la Cina, perché adesso quindi era Unione Sovietica, URSS, terrorismo islamico, Cina. Beh, insomma ci spostiamo sempre più avanti. Cosa succede con la Cina? Non è un mio pensiero, Lucio Caracciolo le dice queste cose qua, l'Imes, se voi leggete l'Imes saprete tutto di quello che sta succedendo. In realtà la Russia sta facendo gli stessi errori che ha fatto durante la guerra fredda, ha perso la guerra fredda e adesso pensate che l'America, gli Stati Uniti hanno schierato i missili in Polonia, in Bulgaria, in Romania in configurazione anti-iraniana, una specie di scudo stellare che batté poi Gorbaciov da parte di Reagan, va bene? In funzione anti-Iran, non anti-Russia. Pensate un po', mentre i russi sono pronti a combattere nel Baltico, tant'è che la sesta flotta americana è stata schierata lungo le coste libiche, nessuno lo dice perché pare brutto, come dicono a Napoli, dirlo, queste robe qua, ma molte navi della sesta flotta stanno, i sommergibili anche, stanno intercettando le conversazioni dei pseudoterroristi nostri, 4 sommergibili italiani, quindi c'è un'azione informatica e di controllo molto 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 capillare, per far sì che, come dice appunto il signor Bressa, che non si metta the boots on the ground, perché il timore dalla parte delle democrazie occidentali è dover vedere tanti
militari tornare nelle bare col bianco, rosso e verde sopra. E poi, esatto, poi sembra che tutti stiano lì a guardare cosa fa uno, cosa fa l'altro. Esatto. C'è forse un po' più di petrolio, un po' più di materie prime, sarebbero tutti con lo stivale, con la galoscia da pescatore. Sicuramente, sicuramente. Sì. Allora, Emiliano Malerba, intanto il cognome è bellissimo, mi fa venire in mente l'astronauta, ma non è parente, vero? No, vabbè. Anche sul vocabolario, ma non è proprio. Vabbè, insomma. Però allora è chiaro, qui è un fallimento di integrazione, è un fallimento dell'intelligence europea, di alcune intelligence europee, non possiamo dire di tutte, è un fallimento insomma della nostra società europea che vuole portare ed esportare la democrazia quando ha difficoltà a mantenerla nel proprio paese. Ma parlare di un fallimento nostro, oddio, è abbastanza, come dire, scontato. Possiamo dire che è un successo di quelli che sono i movimenti islamici, perché effettivamente i loro giovani vengono qua, o a volte sempre più spesso nascono qua. Lo stesso Jihadi John, che era il miglior vicino di casa che uno potesse pensare di avere, studiano qua, acquisiscono le nostre nozioni, la nostra cultura, inteso come cultura se si parla di cose tecniche, non certo come cultura in senso umanistico. Dopodiché vanno a fare questi addestramenti e ritornano, oppure combattono non si sa dove, diciamo avendo il lato come dire, costruttivo di entrambe le culture, costruttivo nell'ottica della guerra, quindi si fa fatica anche a distinguere quale che possa essere l'immigrato cresciuto nel disagio, mi riallaccio alle parole di prima, perché di sicuro non sono quelli che nascono adesso, visto che lo Stato italiano, comunque anche spesso in osservanza alle direttive europee, li sovvenziona, li tutela oltre ogni misura, quindi si fa, ecco, bisognerebbe capire di cosa stiamo parlando prima di ma non è che siamo noi europei che siamo troppo così buoni, che comunque, come dice lei, abbiamo una cultura dell'accoglienza, perché mi viene in mente che all'aeroporto di Zaventem, siamo a Bruxelles, ci lavorano all'aeroporto 50 diciamo simpatizzanti dell'ISIS. Ora, o siamo troppo buoni, e io mi preoccuperei se dovessi partire da quell'aeroporto, perché avere 50 simpatizzanti, li so che sono lì, sono dipendenti dell'aeroporto, insomma mi verrebbe un attimo un coccolone a prendere un aereo. Cioè, ricordiamoci della lattina di una nota bibita messa su un altro aereo che è esploso in volo, probabilmente, non lo so, metto le mani avanti, guardi, forse è successo qualcos'altro anche con l'altro aereo. Io la condivido, poi però magari faccio un passo successivo e mi domando se per caso all'aeroporto di Verona o di Venezia insomma possa esserci qualcosa di simile, però visto che abbiamo qua il rappresentante del Partito Democratico, un loro eletto in Parlamento, nominato in lista, quindi dopo passato in Parlamento, era membro, sembra, dei Fratelli Musulmani, anche se parla di un'esperienza giovanile. Di chi è? Parli di chi è? Ciao Chi, mi pare, adesso io con le pronunce non Parla di un deputato del Partito Democratico che sta facendo una grande lotta nel nostro paese come a livello internazionale contro il terrorismo, contro l'integralismo islamico. Anzi, credo che il fatto che ci sia una persona con quelle origini che costruisce tutti i giorni col suo impegno politico a democrazia nel nostro paese possa essere il miglior messaggio anche nei confronti di chi ha l'onere di integrarsi nel nostro paese, per cui insomma credo che questa argomentazione trovi pochi fondamenti. Poi se in giovane età abbia appartenuto ai Fratelli Musulmani, questo non lo so sinceramente, ma penso che le persone devono essere valutate per quello che fanno tutti i giorni, non per questi retroscena che sinceramente nessuno insomma ha mai conosciuto. Cioè, quindi lei sta dicendo avete una serpe in seno, berlato? No, assolutamente, non era in questi termini, io mi ponevo la domanda. Sulla questione degli aeroporti e sulla questione del fatto che ci siano simpatizzanti dell'ISIS. In Belgio abbiamo visto qualche falla nel sistema, evidentemente ce l'hanno, e poi c'è un problema che probabilmente è molto più diffuso, così come per la Francia. In Italia bisogna riconoscere che un lavoro di prevenzione importante viene fatto, soprattutto noi abbiamo una normativa antiterrorismo che è molto avanzata e permette di espellere direttamente chi anche attraverso il web, Twitter, Facebook eccetera simpatizza con l'ISIS. L'importante è beccarli ovviamente. Ci sono dei sistemi informatici, sono state espulse già centinaia di persone dal nostro paese, anche imam, che propagandavano una visione non corretta dell'Islam e vicina alla visione radicale dell'ISIS, sono state mandate via dall'Italia e noi abbiamo proposto all'Europa, agli altri stati di adottare lo stesso modello perché in realtà qua sta funzionando. È successo circa un anno fa
che una signora, mi sembra fosse rumena, era passata per qualche motivo, insomma, dopo essersi sposata con un tunisino, alla religione musulmana, e aveva iniziato anche a seguire alcuni imam radicalizzati sul web, seguendo e postando qualcosa in favore dell'ISIS. Beh, cos'è successo? Che con la normativa italiana, quella persona tornata dalle vacanze, che era andata in Tunisia, al porto di Genova è stata presa ed è stata espulsa dall'Italia per direttissima. Lei cosa ha fatto? Dopo essere stata espulsa è tornata in Romania, è rientrata poi riavvicinandosi all'Italia, e è andata in Austria. In Austria non hanno riconosciuto le stesse ragioni per cui l'Italia l'aveva buttata fuori, diciamo così, e addirittura adesso in Austria si vede anche riconosciuta tutta una serie di politico magari, esatto, di asilo e di servizi dello Stato. Questo per dire che sicuramente nel nostro paese ci sono dei problemi, non è che nessuno lo vuole negare, però non è neanche vero che siamo il ventre molle, perché questa legislazione funziona. Sì, funziona, non so, delle volte tanto lavoro, un po' di fortuna, perché ci vuole anche un po' di fortuna, questo è chiaro. Allora, Berlato, si parlava prima del sistema di integrazione che è fallito, c'è tutto poi il problema della sicurezza, della videosorveglianza, e mi viene in mente che c'è stata tutta la polemica della videosorveglianza all'interno delle moschee ultimamente. Guardi, intanto farsi belli del fatto che alcune decine di islamici sono stati espulsi dall'Italia e dire che per questo il governo sta lavorando bene, basti pensare a quante migliaia ogni giorno arrivano, e quindi ne buttiamo fuori 10 e ne importiamo 1000. Questa è la politica del governo Renzi. Io non voglio generalizzare, comunque dico semplicemente che non è vero che tutti gli islamici sono terroristi, però è altrettanto vero che tutti i terroristi sono islamici, e questo deve farci riflettere per quanto riguarda le politiche anche di integrazione. Non è che ha sbagliato l'Europa con le politiche di integrazione, questi non si vogliono integrare, non hanno nessuna intenzione di venire a integrarsi. Sto parlando dell'estremismo islamico, non dell'Islam in generale. Ci sono tantissime persone che hanno ovviamente appartenenza islamica e che sono delle bravissime persone, però di Londra, è altrettanto vero che la dimostrazione che abbiamo è che questi soggetti, parlo di integralismo islamico, sono soggetti che non hanno nessuna intenzione di integrarsi e che arrivano con il preciso intento di sottomettersi a quello che dicono loro chiaramente, lo dico chiaramente. Allora, sulla base di questo dobbiamo capire che il pericolo è reale, che non è anche vero che dobbiamo dire ma siccome da noi il governo funziona, qui non abbiamo attentati. Sarebbero stupidi ad andare a fare attentati a quella che è la porta d'ingresso in Europa, quindi si guardano bene ad andare... Questo è un po' il ragionamento che si fa, però volevo dire, Berlato, quello che l'Europol e l'Interpol, allora dice, dal caos Libia pare che dovrebbero arrivare circa 800.000 migranti. Allora l'Europol e l'Interpol, in un rapporto che hanno stilato, hanno detto attenzione perché c'è il problema dell'infiltrazione jihadista. Quindi quello che lei sta dicendo è quello che dice l'Interpol e l'Europol, quindi insomma due vertici della sicurezza europea. Ma è così, ma tutti i dati ci confermano che questa è la verità, quindi è chiaro che adesso non fanno gli attentati per il momento qui in Italia, perché serve loro l'Italia per riuscire ad avere un approdo facile. Dopodiché, del resto, basta dire chiaramente, allora, la questione sta in questi termini. Allora, quanti dei soggetti che arrivano ogni giorno nel nostro paese sono controllati in maniera adeguata? Se ne conosce la provenienza e se ne conosce le generalità? Nessuno, quasi nessuno. Ma che dai, scusa, quasi nessuno. Prova ne sia che sappiamo che molti di coloro che hanno fatto anche gli attentati anche a Parigi e non solo, sono passati anche di qua, sono passati per l'Italia. Ce ne sono alcuni che stiamo mantenendo ancora noi, perché sappiamo perfettamente che le politiche di integrazione come vengono intese dal governo Renzi sono politiche miranti a gestire un grandissimo affare che è quello dei flussi migratori, dentro i quali ci sono tantissimi soggetti pericolosi. Allora, siccome c'è il grande affare della gestione delle risorse, del resto 35-37 euro al giorno da dare alle cooperative più o meno rosse per gestire tutti gli immigrati, questo non hanno nessuna intenzione di bloccare i flussi migratori, perché più gente arriva, più soldi prendono le cooperative. Ed è quello che ci hanno dimostrato in più occasioni. Però io mi rendo conto, scusami, voi sinistri non volete farti dire la verità, perché voi sinistri siete convinti che tutti abbiano l'anello al naso. Però purtroppo per voi tra poco, e credo in autunno, forse gli italiani vi presenteranno il conto, perché sono stufi di vedere che a casa nostra arrivano tutti i soggetti da tutte le parti del mondo,
che pensiamo a tutti i disperati del mondo e non pensiamo ai disperati italiani che non riescono ad arrivare a fine mese e che non hanno alcun tipo di attenzione da parte del governo Renzi. Allora, siccome la gente ne ha piene le scatole, vedrete che tra poco questo governo illegittimo, perché nessun italiano lo ha votato, che è la prosecuzione dell'altro governo illegittimo, il governo Letta, che è la prosecuzione del governo Monti, ecco tre governi mai eletti dagli italiani che stanno disastrando l'Italia. Io vado in pubblicità e torniamo subito dopo. A dopo. Eccoci qui nuovamente, buon sabato sera, ve lo ripeto, siamo ormai verso un orario in cui ci stiamo rilassando. Lei mica tanto Bressa, qualcosa da ridire a Berlato? No, beh, capisco che questo racconto che fa Berlato è utile per provare a racimolare qualche voto, però le persone che si informano sanno che le cose non stanno così e si ricordano bene che quando al governo non c'era il Partito Democratico ma c'era Maroni come ministro dell'interno e le forze di centrodestra che lo sostenevano, non si davano 35 euro al giorno alle cooperative, ma addirittura se ne davano 45. Ed era lo stesso Maroni che come ministro dell'interno con l'emergenza Nord Africa chiedeva e supplicava a tutti gli amministratori locali, dai sindaci ai presidenti di regione, di accogliere gli immigrati nei propri comuni e nelle proprie regioni per rispondere all'emergenza dell'immigrazione. Per cui evidentemente se c'era un business dell'accoglienza o c'è adesso e c'era anche una volta, o forse sono istituzioni che quando sono chiamate a rispondere e a gestire dei fenomeni provano a farlo nel migliore dei modi. Dopodiché sì, una serie di cose ovviamente vengono raccontate per provare ad alimentare quella paura che serve a provare ad aumentare un po' di consenso, per cui si dice che chi arriva in Italia non si sa chi sia, sono terroristi. Allora, le persone che arrivano in Italia sono tutte fotosegnalate. Adesso si prevede anche di fare l'identificazione direttamente con degli hotspot, si chiamano così i centri di accoglienza galleggianti, quindi direttamente sulle barche, in modo che tutti siano riconosciuti, identificati però e fotosegnalati. Però tanti non vogliono dare comunque le impronte, perché noi abbiamo adesso dei problemi con i ragazzi così. del COISP che ci raccontano lì in questura, arrivano, intanto gli dicono che vengono dal deserto e fanno così col dito perché anche nelle questure a causa di alcune riduzioni gli hanno tolto l'interprete, non hanno la persona che identifica bene l'area geografica, quindi anche loro fanno fatica, sono tutti rifugiati. All'accordo di Dublino che prevede che chi viene identificato in un paese richiede asilo in quel paese, cioè deve richiedere asilo. Deve richiedere asilo. 2, ricordiamo che ricade nel governo Berlusconi, se non mi ricordo male. Esatto, è un processo che inizia a partire dagli anni 2000 con il governo Berlusconi, per cui delle responsabilità anche il centrodestra ce le ha e si accontentava dell'accordo di Dublino così com'è, mentre oggi finalmente con il governo Renzi siamo riusciti a portare in Europa questa questione, che non è più una questione che affronta l'Italia da sola, come faceva una volta il governo di centrodestra, ma per fortuna tutti i nostri partner alleati europei sono chiamati a darci una mano in questa questione che evidentemente non riguarda solo l'Italia, ma riguarda tutta l'Europa. Come dice lei, Bressa non è che era questa, non avevamo questa emergenza qua all'epoca di Dublino 2, però si poteva ipotizzare, ma avessero consultato un po' di più il generale della NATO che ce la vede lunga, giusto? Ma io devo dire questo, che la NATO è una grandissima organizzazione che ci ha permesso di avere 70 anni di pace. Nel suo articolato la NATO prevede che se uno dei paesi è attaccato emergenzialmente, tutti gli altri intervengono a favore. Si poteva, se vogliamo, in qualche maniera far sì che la NATO già anni fa, dopo la caduta del muro di Berlino, intervenisse in maniera anche razionale e costringesse anche l'Europa a far corpo unico contro questo nemico, perché di un nemico si tratta, dobbiamo dirlo. Sia Berlato che Bressa dicono due cose complementari tra di loro, ha ragione uno e ha ragione l'altro, ha torto uno e ha torto l'altro. L'organizzazione dell'accoglienza è stata sbagliata all'inizio, perché se ricordiamo, anche il bravo Renzi, bravo che sia o cattivo che sia, non ha preso in mano la situazione subito, l'ha lasciata decadere perché si rendeva conto che era una materia pericolosa, l'ha lasciata fare ai prefetti, al ministro degli interni, quel povero figlio di Alfano che non sa manco allacciarsi le scarpe, secondo me con buona pace dei problemi dei poliziotti, dei carabinieri tra l'altro, no? A cui va il nostro ricordo e il nostro veramente plauso.
perché lavorare in questa maniera, come dicevi tu, con il dito puntato perché... Sì, ci raccontano quando vengono qua che il povero carabiniere, il povero poliziotto, che non è che ha fatto studi di geopolitica oppure di geopolitica, fa quello che può. E allora bisognava prendere in mano subito la situazione, non è stato fatto, per cui la situazione è stata persa di mano. Ma il Belgio, che è il Belgio, Molenbeek, se voi siete stati a Bruxelles, è un quartiere, ci ho vissuto 3 anni da quelle parti lì, era il quartiere degli italiani, pensate, quando gli italiani mandarono per lavorare nelle miniere, abitavano a Molenbeek, erano tutti italiani. Dopodiché, man mano che arrivavano gli arabi, gli italiani si spostavano in postazioni migliori, diciamo, in migliori appartamenti, e gli arabi hanno fatto corpo unico. Entrare a Molenbeek, già per me nel 90, era difficilissimo. La stessa polizia belga aveva paura di entrarci perché c'era una specie di coesione islamica volta a far sì che l'inimico loro, cioè il belga, pacioccone, che il belga poi è un pacioccone, mettiamola così, polizia molto tranquilla, non potesse entrare. E di qui è nata la, come si può dire, la recrudescenza da parte di questi gruppetti, quei 7-8 nomi che hanno fatto non occorre andare tanto in Belgio, sono anche zone in Italia dove la polizia non entra e ce lo racconta anche qui. Esatto, insomma, però qui non quindi succede non occorre niente, andare Daniela, tanto lontano, intanto... la storia insegna, però noi non impariamo mai un tubo. Ma lo stellone d'Italia ci sta aiutando, sarà forse perché siamo bravi, forse siamo fortunati, non lo sappiamo. Noi vinciamo sempre spesso ai rigori, quindi c'è anche molta fortuna, questo devo dire. Allora, Malerba, cosa c'è che faceva no col ditino come a scuola? No, cos'è che non va bene? Beh, ne ho 10, uno cercavo di usarlo. No? Quello che mi lasciava un po' perplesso era il fatto che quando Maroni era ministro dell'Interno, il Partito Democratico e tutta la sinistra in genere protestavano per i respingimenti, minacciavano, non so se qualcuno l'abbia fatto veramente, denunce alle associazioni o alle istituzioni internazionali. Quindi se protestavate allora perché c'erano i respingimenti e adesso ci venite a dire che li facevamo passare tutti, forse dovreste pensare un attimino ad avere una certa continuità in quello che dite, una continuità logica. Oltretutto il regolamento Dublino 3 per i non addetti ai lavori, un regolamento è una legge dell'Europa che entra in vigore appena pubblicata, mentre una direttiva è un suggerimento, chiamiamolo così, non ha alcun valore vincolante, tutto sommato, che ha bisogno di un decreto di recepimento. Quindi il regolamento Dublino non l'ha fatto il governo Berlusconi, l'ha fatto l'Europa. In Europa il Parlamento europeo non può neanche mettere un veto, non ha alcuna, ha solo la facoltà di proporre, suggerire delle leggi, ma non ha nessun veto, quindi non riesco a capire come stiano cercando adesso di accollare il governo Berlusconi. Probabilmente adesso sentiremo anche che sono 20 anni che comanda la destra in Italia, perché tra i vari luoghi comuni sentiamo anche queste, quindi avere un po' di... Quali sono gli stati che hanno ratificato questo accordo di Dublino? Saranno gli stati che compongono l'Europa? Poi sia un regolamento, non una direttiva. Non c'è bisogno di ratificarlo. Lo capisco non c'è bisogno di ratificarlo. Ci si siede a un tavolo, ci sono 27 stati membri, si dice: siamo d'accordo che quando arriva un profugo chi se lo piglia se lo deve tenere là? Sì, ok, si fa il regolamento e si fissa la regola. L'Italia invece che dire sì, ok, deve dire no, perché noi abbiamo chilometri e chilometri di coste ed è evidente che ci dobbiamo sobbarcare sulle nostre spalle un problema che poi di tutta l'Europa, perché le persone che arrivano da noi preferiscono andare a nord Europa, preferiscono andare in Germania, nei paesi scandinavi dove ci sono altre condizioni per l'integrazione e per la ricerca di allora benessere perché di si è detto lavoro. sì secondo lei? Si è detto sì perché dove loro evidentemente non c'è stata la Europa. forza a livello internazionale di imporsi, ma ricordiamo comunque qual era la credibilità del governo Berlusconi a livello internazionale, cioè verso la fine del suo mandato. Io mi ricordo che quando andava in ai Europa. summit internazionali, cioè gli altri capi di Stato non gli fanno neanche più le pernacchie a Renzi, perché non vale neanche più di farlo. Fammi concludere, oggi noi abbiamo la proposta del Migration Compact che è al centro della discussione. Parliamo, come dico io, potabile, c'è gente a casa c'è un patto che... per la migrazione che fa l'Europa, proposto dal governo Renzi, che ha trovato il plauso dei nostri partner europei, sarà discusso a giugno nel Consiglio europeo e prevede molto semplicemente di provare ad applicare quell'antica regola per cui proviamo ad aiutarli a casa loro piuttosto che far sì che vengano qui, anche con accordi bilaterali, così come è stato fatto con la Turchia e si è fermata la rotta balcanica, proviamo a farlo però con la Libia. Però a me quell'accordo lì con la Turchia a Brest, io glielo dico, indipendentemente dalla colorazione politica, a me pare proprio una schifezza quell'accordo, perché
È chiaro che, come dicono, c'è del marcio, è un compromesso, c'è del marcio in Danimarca. Cosa c'è sotto? Poi tra l'altro andiamo a fare degli accordi, noi europei che vogliamo tanto esportare la democrazia, con gente che comunque interlazza con l'ISIS, perché il figlio, voglio dire, di Erdogan pare insomma che venda, anzi che acquisti e venda petrolio che viene stoccato dall'ISIS stesso. Allora io volevo sentire Niang Boubacar, giusto perché poi non voglio sbagliare il cognome. Boubacar. Un giocatore di calcio, mi sembra. Ma io che non mastico il linguaggio sportivo calcistico, per me è difficile. Senta, allora abbiamo sentito, poi questa paura non solo nel fatto che possano arrivare queste 800.000 persone, perché dove le mettiamo, ma che ci siano anche queste infiltrazioni jihadiste e c'è chi dice alcuni partiti cavalcano l'onda, perché dicono arrivano i terroristi, arrivano questi estremisti islamici. Cos'è l'Islam? Allora, prima si posso di rispondere alla domanda cos'è l'Islam. Vorrei ritornare brevemente sui interventi passati prima, perché mi è dispiaciuto un po', diciamo, l'andamento del dibattito, nel senso siamo tutti italiani, anche se io sono diverso, vengo da lontano, sono cittadino italiano. Siamo di fronte a un tema così importante che fa terrore e paura a tutti noi. Parlare per il bene dell'Italia vuol dire cercare di convergere almeno su quei punti e di parlarne intellettualmente, non perché è colpa mia, colpa tua, perché purtroppo vediamo che non affrontiamo mai i problemi in Italia, perché lo si butta sempre sul dosso a chi ha governato e chi non ha governato. Perché dico questo? Perché quando c'è stato il governo Berlusconi sono stati problemi uguali di oggi che Renzi è al potere, uguali. Dobbiamo arrivare a un momento dove il problema è di fronte a noi e noi ci mettiamo insieme per dire facciamo il bene dell'Italia e affrontiamolo per il bene dell'Italia, perché quando sento dire uno che attacca perché non ci vogliono integrare, invece che un governo serio, un paese serio che ha avuto problema di natalità, che ha dovuto aprire